Il fumo nero visibile a distanza di chilometri, danni ingenti e migliaia di polli bruciati nel devastante incendio che venerdì pomeriggio è divampato in un'azienda zootecnica che alleva pollame a Santa Margherita d'Adige nella bassa padovana. Le fiamme hanno completamente avvolto l'intero capannone e hanno invaso in breve tempo anche una struttura attigua. Al momento non risultano persone ferite tra i lavoratori e i titolari dell'azienda di proprietà della famiglia Cillo, ma sul posto sono arrivate le ambulanze per prestare soccorso in caso di eventuali intossicazioni, visto che i fumi avvolgono l'intero complesso di capannoni. Il bilancio più grave però riguarda gli animali. Una prima stima parla di oltre 200.000 polli morti nel rogo a causa delle fiamme e del fumo. L'azienda di grandi dimensioni infatti allevava 270.000 capi. Un danno enorme per la proprietà, a cui si aggiunge il capannone completamente distrutto dal rogo. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco arrivati da più province del Veneto. Numerose le squadre giunte da Padova, Este, Rovigo, Vicenza, Lonigo e Treviso. Ci sono 8 autobotti e circa 40 pompieri che da ora lavorano senza sosta. Una volta domate le fiamme, sicuramente sarà avviata un'indagine per chiarire le cause del rogo, partito con ogni probabilità dal capannone dove sono allevati i polli. La colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza anche lungo l'autostrada A13.